Smantellata un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e hashish nel popolare quartiere del Capo a Palermo, le forze dell'ordine hanno eseguito 11 ordinanze di custodia emesse dal GIP Michele Alaimo su richiesta del PM Ennio Petrigni. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e lo spaccio di stupefacenti. 7 degli arrestati sono stati rinchiusi in carcere, mentre per gli altri 4 il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. A far scattare l'indagine, nel gennaio del 2010 l'arresto in flagranza nel quartiere dove sorge lo storico mercato del Capo di 2 spacciatori di hashish. Gli investigatori, grazie all'ausilio di intercettazioni telefoniche ambientali, sono riusciti a risalire ai vertici di una ramificata organizzazione che dal capoluogo aveva esteso la propria zona di influenza in diversi centri della provincia fino a Mazara del Vallo. Gli spacciatori al dettaglio, molto spesso incensurati e disoccupati, venivano reclutati dall'organizzazione grazie alla prospettiva di guadagni sicuri. In alcuni casi i proventi dello spaccio sarebbero serviti come fondo cassa per il sostentamento delle famiglie dei carcerati. Un parente di uno degli arrestati, sottoposto all'obbligo di dimora, testava la cocaina giudicandone le qualità. Tra quella fatta nel corso dei 9 mesi di indagini e quella di oggi, in tutto siamo intorno ai 9 kg. Ci sono dei quartieri dove sicuramente è notorio magari che avvenga questo tipo di attività, però per noi è anche complicato poter effettuare un certo tipo di indagine con una presenza che ci consenta di osservare, di muoverci così liberamente, perché è notorio a tutto che si tratta di quartieri proprio bunker, dove ognuno ha un proprio ruolo, c'è quello che spaccia ma c'è quello anche che avverte e che fa da sentinella e che quindi ha la possibilità di individuare delle persone che magari non sono conosciute nel quartiere e quindi di poterle segnalare come persone estranee.